Il turno infrasettimanale di Serie A conferma il prolungato stato di forma del Napoli Futsal. Il 18° risultato utile consecutivo della neocapolista azzurra è un super successo in un derby mai in discussione a Benevento. La Fede Eboli si rialza subito dopo lo scivolone di Manfredonia e regola 3-1 il Came Treviso. Prova di forza dei campioni d'Italia alla Meta Catania, corsari 5-1 a Cosenza dopo il momentaneo vantaggio dei calabresi. Pazzesco successo giallo-rosso a San Rufo. La squadra di Reali è sotto 2-0 a 2 minuti dal termine, ne fa 3 e la Roma porta a casa la vittoria contro il Sala Consilina con il 4° successo consecutivo e aggancio alle Cositi Genzano, superato 4-3 in casa nello Sky Match da una ritrovata L84. Fortitudo Pomezia e Sandro Abate consolidano la propria posizione playoff con 2 successi di misura. Active Network nel suo miglior momento di forma, terzo successo di fila a Pesaro, nono posto e più 8 sulla zona playout. In classifica Napoli Futsal 43, Felli Eboli 42, Meta Catania 40, Roma 1927 38 con le Cositi Genzano, L84 Torino 35, Fortitudo Pomezia 34, Sandro Abate 31, Active Network 24, Came Treviso 23, Sala Consilina 22, Inumita di Petrarca 19, Ital Service Pesaro 16, Vittoriano Drugstore Manfredonia 15, Pirossigeno Cosenza 14, chiude il GG Teamwear Benevento 9 punti. Queste le sfide del prossimo turno: Napoli Pomezia, Eboli e Pesaro, L84 Petrarca, Meta Catania Sala Consilina, su Vivo Azzurro Active Network e Così di Genzano, Manfredonia Cosenza, Came Treviso Benevento e su Sky Sport Roma Sandro Abate. Bolo in buca per Guillermao, spalle la porta, Guillermao si presenta così 1-0 dopo 1 minuto e 2 secondi, la terza rete di Guillermao. Ancora Bolo, Guillermao si gira ancora e fa 2-0, ancora Guillermao. Pellezzini un po' di spazio, calcia col destro e palla in buca d'angolo per lo 0-3 del Napoli. Borruto, Bolo e il gol di Van der Salas che sbuca sul secondo palo e cala il poker il Napoli. Guerra sbaglia il controllo, ci prova Bolo che fa 5-0. Josema, Lolo, Colletta ci prova, Bolo intercetta e calcia, la palla gira e va in porta per il 6-0 di Bolo. Attenzione alla rete di Vavà sull'errore di Josema. Recupera palla Titon che segna. Rischia qui Titon sull'attacco di Guillermao, la parata di Ielmi, poi il gol di Nando Perugino. Pastore la mette al centro, poi calcia Vavà, doppietta. Selusio per Calderoli che cicca, ma arriva Lorenzo Ezzi. La Feldi continua ad insistere con Calderoli, rientra sul destro, tocca per Espindola, la bomba di Pedro Espindola. Il tiro di Sutton respinge Di Stanio, ma arriva Luis sulla ribattuta. Ancora Selusio sul secondo palo, dove arriva puntuale all'appuntamento con il gol Federico Barra. Pulvirenti prova di testa ad andare da un compagno, poi Restaino, passa in mezzo a 2, calcia dal nulla, porta in vantaggio la Pirossigeno Cosenza. Decio Restaino, grande azione personale del 29. In mezzo al campo fermato da Pulvirenti, occhio al contropiede perché Turmene arriva prima sulla seconda palla e scarica un mancino devastante sotto l'incrocio. Ha pareggiato il Meta Catania. Avanza ora il portiere in maglia numero 18, quindi Salamone dall'altra parte per Turmena, determinante la deviazione di Cabeza che non permette la ricezione al 17. Poi Mario Musumeci approfitta di una palla sporca e realizza il gol del 2-1. Proprio lui sul punto di battuta del fallo laterale. Bocao calcia trovando Giovanni Pulvirenti sul secondo palo. Azione a memoria del Meta Catania. Lo va a recuperare Cabeza. 3:30 al termine. Passaggio ingenuo qui di Cabeza che regala la sfera a Giovanni Pulvirenti che ne approfitta e realizza il punto del 4-1. Orienta, poi va da Felippigno, recupero di Gianluca e quindi Anas. Conclusione che si spegne direttamente in rete a 5 secondi dalla sirena. Arriva il game, set e match del Meta Catania. Fallo laterale e subito per Arillo, Arillo
non ci pensa su 2 volte, fa partire il suo destro, il numero 23. Ancora Pablo Diaz, scusatemi. Fortino, Murillo, Fortino, Il gran tiro questa volta ce la fa la Roma. Ancora la deviazione, c'è la rete di Dimas, il pareggio. Tutto è possibile, lo Sporting ci insegna di tutto e di più e invece no. Marcelinho con questa azione insieme a Dimas mette dentro la rete del 3-2. Cuzzolino! Non mi stupisco affatto, poteva... Vediamo intanto il replay, comunque grande velo di Maxi Rescia. Angolo così così, riparte l'L84, Tuli dentro, finta, assist, Rescia! Ha segnato ancora l'L84, stavolta con Maxi Rescia, argentino prima, argentino dopo, risultato 2-0. Lucas Braga, arriva Coco, prima rotazione andata, seconda pure, si fa vedere Tuli. Braga fa tutto da solo, sente l'odore del sangue, l'L84 azzanna la partita, 3-0, attentissimo Tondi, poi piazzato di Romano, arriva la deviazione, prova a dare la scossa, il capitano dell'Ecocity, Romano prova a partire lui fino in fondo, mette dentro questo pallone, arriva De Oliveira, all'improvviso, in un amen, in un minuto, l'Ecocity è di nuovo dentro la partita, De Oliveira gira lato lato, brecca di Siqueira che si presenta davanti a Mammarella, micidiale, grande risposta mentale dell'L84 che ritorna a +2, Nemma, ancora da Micheletto, angolo Siddi, ha segnato Siddi, manca mezzo minuto alla fine, secondo gol in campionato. Vetto, Feverati verso la porta, trova soltanto Raubo, Solata 3 contro 2, Raubo in porta, piega le mani a Feverati e avanti la Fortitudo, 3 contro 2 di là, Bueno, Raubo, sterza Raubo, perde forse il tempo, trova poi Lugero, extra pass, Dudu, 2-0 per la Fortitudo, verso il secondo palo Cutrignelli si oppone, Mello, ha spazio, Mello per Gargantini, trova il gol Lavinum Italy. carica il destro, Ghi, il tiro e sfonda la porta contro la sua ex squadra. Vediamo Gabriel Pina su assist di Gianluca Parisi, prova a servire Vincenzino Botta, Kenji, vediamo c'è un po' di spazio, Kenji la butta in mezzo, il capitano Abate trova il 3-0, prova a saltare Massimo Abate, il tiro Parisi e poi Ronaldo. Vediamo corner, la butta in mezzo e accorcia le distanze Barbieri. Vediamo qui il tiro di Lucio che trova il 3-3. Alex, serve Galletto nello spazio, Galletto! 4-3, decisivo Alex. Cesaroni che va al centro in 2 tempi, la Medica sblocca il risultato con Barrichello che cerca il destro, poi deviazione, ultima di Ramon e pareggio dell'Ital Service con il tap-in sotto porta del numero 84, poi pressione di Taurisano, uscita di Curri su Ferretti, a tu per tu, Ferretti col sinistro, 2-1 Active Network con Ferretti. Serve Barrichello contro Amsa, Barrichello ma sul sinistro e fulmina Perez per il 18° centro in campionato. Caverzan verso il destro di Ferretti che trova il jolly direttamente con il destro al volo, formazione arancionera. Cesaroni, un tocco sotto, fa 4-2 l'Active Network con il grande gol di Paolo Cesaroni. Barrichello torna sul lato di Ramon che poi vuole saponare sul secondo palo, ha toccato
per ultimo il numero 65 e Grasso sul punto di battuta, parte il destro di Grasso che la mette in buca d'angolo per il 5-3 dell'Active Network su Galliani che dà uno sguardo, poi serve Cesaroni. Pallone verso Cesaroni, telecomandato dalla Anza, e poi la Medica sul secondo palo, firma anche lui, si libera del pericolo. Adesso block, errore di Manservigi, block, facile facile.